adesso incominciamo, chiedendo al maestro Franco Melis di aprire questa serata con una esecuzione di Launeddas. Di Franco Melis devo dire che è di Tuili, che è stato allievo di uno dei grandi maestri delle Launeddas, Aurelio Porcu, che forse è stato l'ultimo suonatore della linea tradizionale, quella più aderente a schemi, modelli della musicalità launeddistica di una volta, di un tempo. Bene, allora la parola è alle Launeddas di Franco Melis. Prego.
Bene, complimenti a Franco Melis, che è un esecutore straordinario di questo strumento antichissimo. Non si sa bene a quando risalga, ma insomma Giovanni Lillio parlava di questo strumento come di uno strumento di età prenuragica. Secondo la leggenda, lo strumento venne inventato da un pastore di Cabras che, per difendersi dalle incursioni dei barbari che arrivavano dalla Fenicia, di fronte a uno di questi pirati aggressori minacciosi, prese, raccolse 3 canne vicino al fiume e ne fece 3 strumenti. Il barbaro ne fu talmente incantato che gli chiese di insegnargli a suonarlo, e da allora si sono succeduti. Ce l'abbiamo solo noi e occorre una bravura fuori dal comune. Lo dico per coloro che eventualmente non lo sapessero: le 3 canne sono una su tumbu, che è quello, il pedale, quello che assicura la nota costante di fondo. Poi c'è Samancosa, che crea le armonie, e poi Samancosetta, che è lo strumento solista. Bene, il suonatore le deve suonare tutte e 3 contemporaneamente e quindi assicurare la nota costante, l'armonia e il canto. Il tutto senza smettere mai di soffiare, di suonare. Quindi contemporaneamente deve respirare e deve assicurarsi così quel patrimonio di ossigeno che è necessario per emettere questo suono miracoloso. Detto questo, credo che il proseguo della serata sia nelle mani di Dante Olianas, che è l'organizzatore di questa 2 giorni straordinaria per un uomo straordinario come Benson, che è stato ricordato più volte, non voglio ripetermi. All'età di 15 anni, 16 anni, venne in Sardegna dalla Danimarca per scoprire le nostre tradizioni, la nostra cultura. Non aveva nulla, era povero in canna, dormiva nelle periferie di paese, nelle campagne, presso i cimiteri, e si cibava di quello che i pastori potevano offrirgli, in genere pane, formaggio, patate, salsiccia, queste cose. E ha costruito questo miracolo straordinario del mondo delle Laonedas. Dante, a te la parola. Grazie intendesi? Grazie. A noi hanno donato questo microfono che ha ricevuto il Laonedas e sardo, quindi Giovanni si gesti tutta questa cosa in italiano e in inglese, questo microfono che ha fatto sardo. Di ahí c'è. Vabbè, perché voi sardi fate questi miracoli che riuscite a suonare, a parlare anche quando senza strumento. Tocca, mo ti tocca, da chi stiamo, dai. Ma se vuoi ti cedo volentieri questo, è un caso che io mi sono seduto qui. Prego. Grazie a me da essere venuto a questa presentazione. E sceso perché tu dite di più questionari, della Unedas e de Benson. E ho fatto questo attovio di 2 disi, un simposio a zero messo in conservatorio, e ho in noi pobiri su Vilmao de Benson restaurato. Questa manifestazione è stata organizzata grazie ai sponsor che ci hanno aiutato economicamente, per di noi non di Deneus, e quindi si è da Marolla a pedire l'elemosina a chi si ha da aiutare. In primis, dopo che chi si ha donato proprio s'ampunnata per partire in questa avventura, punti stati forse in meta de bosatro puro che punti in noi, che hanno partecipato a una cosa che si narra in inglese crowdfunding, e in sardo dinanta sa colletta, sa gicca che si via poi festa, si cambia da fuedos, ma sa sostanza è sempre di noi.
E quindi queste persone, meda che funti in noi pure, questo meria, anti Sant'Aggiudau e Sant'Onau sapremo un incoraggiamento, poi cominciai a partire in questo traballo de vai specialmente a tornare a fare su film de Benson. E poi, oltre a sa gente che si donau dinai in questa colletta, che si donau l'elemosina, e Sant'Aggiudau sul Ministero della Cultura Italiano, Sant'Aggiudau sulla Regione Sarda, Sant'Aggiudau sulla Fondazione di Sardegna, Sant'Aggiudau sull'Istituto Regionale Etnografico di Nuoro, e Giusubiei tutto su noi, in basso, no? E poi tenevo su sa fortuna di denni su patrocinio dell'Accademia di Danimarca in Roma e de Sersu, che sa di ospitau e sa di donau la possibilità di imparare questa sala che sa di pagare gratis. E questo è oggi domani, poi quando dinai non ci date, vince se spese che non funti in manna, però è dinai che non ci esiti. Su conto di Benson, magari si è già accennato Giovanni prima, è su conto di un personaggio straordinario che veniva in Sardegna la prima volta a 6 anni e poi si è innamorato della Sardegna, delle cose e della vita dei sardus e ha investito tutte le capacità intellettuali e la forza fisica che tenia per cercare di salvare il più possibile le cose della cultura sarda, raccogliendo, vendendo, spedendo e portando in Danimarca. E sa Danimarca funta i bravus che da santa allogata benissimo, funta le cose, scusami, le cose della UNED e non fetti, ma tutto l'archivio delle cose della biblioteca reale di Danimarca, funti allogati in Dugavò, a Sutemari. Ma non a Sutemari mesusacqua, funti allogati a Suta, de su Vundu, de su Mari, e cioè funti a prova di bomba atomica. Quindi noi siamo tranquilli che tutto il sonato del Zianto Illara, del Zia Aurelio, su Maestro De Franco, de Zia Fimese, eccetera, funti allogati a prova di bomba atomica, a Suta, de su Vundu, de su Mari. Una cosa per noi spantosa, perché noi non si usa allogando nulla, non esiste in Sardegna un archivio che sia in grado di allogare materiali sensibili come pellicola, nastro, paperi e roba del genere. Non esiste in Sardegna nessuna università di Sarda, nessun archivio sardo è organizzato in questo senso con dei materiali a temperatura e a umidità costanti in maniera che durino il più possibile in sa vita di tutti. Quindi io ho pensato di fare questa impugnata, questo macchiori, e l'altro aspetto che si interessa a me fu di fare questa ricorrenza occanno in noi arruinti i 50 anni di Benson, della morte di Benson. Benson nasce su 36, morì in su 71 a 35 anni, e mori di Saddia Brucruzza de Sanno. Saddia Brucruzza de Sanno è su 20 di su mese di Idas, cioè Cida Gintra. E è poi Saddia Brucruzza de Sanno in Danimarca e Meda Brucruzza de Saddia Brucruzza in Sardegna, poter scurica da ai 13 mesi di Ameria e a Brescia dai 10 di Amingiano, quindi è proprio morto in suo periodo, in suo momento bruleggio. E così a Cinnaio Vaghello è una capitale a sorti del legge sul libro di Benson ed in cui ha cominciato a tradurre e mi si è interessato a questa storia che è veramente spantosa specialmente per noi sardo che non mai dentro cura di cose nostre e in genere si indibari pregungia di questo che è sa lingua, sa cultura, tutte cose che si usano, che vivono in noi in Sardegna. Quindi devo finire a ricordare questo bicciocco danese in 50 anni della morte cosa sua. Poi me della regione, se poi vai a conoscere a me da vosaltri che magari non lo conosciate ancora, ma a pari su scopo fu puro de vai in maniera che in Danimarca pure si rennesce da un baghetto a tornare a muovi su nome di Benson, poi taga tutti i amici di Benson, tutto questo che non ti conosce e non ti stimano, sicuramente che l'anagrafe non perdona, funta nendusindi e non so se usa che tendusia che praticamente in Danimarca non teneva su grande sostegno, grande appoggio.
E questo che funti trabellando, ma se chi più pure scedato all'ompita canto bodenti, non scinti tutte cose. Quindi, la funzione nostra fu questa di seguire a recordare Benson, di recordare ai 50 anni su questa morte cosa sua, e Satro Macchiori è stato questo di vai, di tornare a fare su film. E tornare a fare su film, o a utilizzare i sistemi digitali, su titolo di questa manifestazione, da Benson all'era digitale, copiato di una manifestazione che ho fatto con Peter in Università di Aarhus, e su nome in inglese, From Benson to the Digital Age, 4 anni fa. E quindi ho tornato a piegare questo proprio nome, e quindi da Benson che ha lavorato con materiali archeologici, con cineprese, attrezzature, eccetera, a sera digitali noi finalmente teniamo su scanner, poi filmisi che si onto a qualità che vudi impossibili prima. Quindi tutto questo lavoro è fatto un po' vissai pure, per riesce a logare su film di Benson in meno località possibili, per la gente che ha da bene a posto di noso. Poteva cosa che hanno Benson in 2 lettere che è scritta di Dionisio Burranca, appena fu tornato della prima ricerca del su 58, di hanno a zio Dionigi in italiano, si è scritta proprio, di hanno caro signor Dionigi, bla bla bla. Sono appena tornato con il tesoro che ho preso giù da voi in Sardegna, e deve ricordarsi che queste cose, cioè cose che ha ricordato isso e cose che conosceva da zio Dionigi, devono rimanere eternamente come documenti della vita sarda. E ciò che oggi è normale farà meravigliare le future generazioni. Sicuramente che noi c'è giovanelli, o più giovane metà di Mimmi, è probabile che qualcuno debba usare questi spanti, ed io mi auguro. Giovanni, ha fatto tutto bene, il suo compito, tutto fatto? No, da fatto non c'è male, sì. Non c'è male, poi si è espresso nella lingua dei padri, quindi insomma è abbondantemente... Va bene, si do grazie a voi, noi, cosa sia stasera, come ti potete. Prego. Dante Olianas veramente merita un riconoscimento e un applauso particolare, perché è da molti anni che porta avanti questa difesa strenua del nostro patrimonio culturale, nostro patrimonio etnologico, con una costanza e un sacrificio personale del quale va dato atto. Anche perché ci sono molte iniziative, ci sono molte proposte benemerite, ma insomma qualche volta, soprattutto forse dai piani altissimi, non c'è il sostegno che invece questo argomento meriterebbe. Adesso è il turno, abbiamo detto, di Benson, quest'uomo straordinario venuto ragazzetto dalla Danimarca per scoprire una cultura che gli era lontana, che non era la sua. Bene, in Danimarca la lezione è stata appresa, sviluppata, fatta conoscere, c'è un museo straordinario. Dalla Danimarca vengono illustri studiosi. Tra questi è una persona, docente universitario, regista di antropologia visuale, perché poi i meccanismi, la tecnica, insomma, si evolvono, diventano più complicati, più ampi. Questa persona è qui, adesso ci farà il piacere di venire, di raccontarci qual è il suo punto di vista su Benson, su questo patrimonio nostro che ci appartiene. Questo signore docente universitario si chiama Peter Jan Crawford. A vous, monsieur. Peter, grazie a te. Peter si esprime in inglese e noi abbiamo la fortuna di avere con noi una professoressa di inglese che è una storica dell'università, che è una collega gentilissima, preziosa e molto, molto capace, e si chiama Eva Garau.
gentlemen. I'm just waiting for my interpreter to be ready. And she is ready, as usual. Thank you very much for inviting me to this event. I'm very proud and I'm very honored to, I suppose, be one of the relatively few people who both went to the first premiere of the film that we're going to see and now to the re-premiere. I was here when it was premiered in Sardinia in Cagliari in 1998 and enjoyed it very much. Buonasera a tutti, sono molto contento di trovarmi qui, in particolare perché ho avuto l'onore di essere una tra le prime persone che sono state presenti alla prima proiezione di questo film di Benson, che è stato presentato qui a Cagliari nel 1998. Today I would like to reflect a bit on Benson more as a filmmaker than as an anthropologist. I talked about him yesterday at our symposium as an anthropologist in Denmark and gave a bit of the context of Danish anthropology. Today I would like to reflect a bit on Benson in the digital age. Oggi vorrei concentrarmi sulla figura di Benson come regista, più che come antropologo. Nel simposio di ieri ho parlato del Benson antropologo, oggi mi piacerebbe invece dare un po' di contesto rispetto a questo film che vedremo. I came to think about it today because I happened to be reading some of the original diaries of his written in Danish, and I was struck by what I suppose we today would call the very analog way in which he was working. Oggi ho riflettuto prima di venire qui perché mi è capitato di avere per le mani, di leggere i diari di Benson in danese. Mi ha molto stupito la maniera analogica di ragionare e di operare di Benson. And I think we need to sometimes reflect on the enormous changes that have happened in film technology since the days that Benson was shooting his material here in Sardinia. E penso che debba essere oggetto di ricerca anche il modo in cui si è trasformato il settore del cinema e il modo in cui si girano i film, la tecnologia che ha subito un'evoluzione pazzesca dai tempi in cui ha girato Benson. I spend a lot of my time teaching students in an international master course on visual anthropology that Giovanni was mentioning. And of course, these are young students who don't know anything basically about the technology of the pre-digital age. Ho trascorso molti anni a insegnare in un master internazionale l'antropologia visuale e ovviamente i miei studenti sono molto giovani e non hanno idea di ciò che è successo negli anni in termini di sviluppo della tecnologia nell'era del predigitale. In our Master of Visual Anthropology course at the University of Tromsø in northern Norway, students make a film as part of their master thesis and they use cameras quite similar to that one when they do fieldwork. Nella nostra università gli studenti di master hanno come compito finale del master quello di girare un film con una cinepresa molto simile a quella che vedete lì. And they all make the same mistake. They film and film and film, very often without thinking first. E fanno tutti lo stesso errore, girano, filmano tanto senza fermarsi a pensare. As my British colleague Paul Henley once said, ethnographic film is the opposite of American police. In ethnographic film, you don't shoot first. Come dice il mio collega amico Paul Henley, è il contrario. What was the opposite of American police? American police, you don't shoot first. Ethnographic film. I film etnografici sono il contrario della polizia americana. In inglese è un gioco di parole, in inglese girare si dice to shoot, che vuol dire anche sparare, quindi gli americani la polizia americana spara prima. The other thing about shooting like he's doing now, I'm not criticizing you, but is that we need to think about shooting
And Professor Felice Tiragallo was mentioning it yesterday in our symposium, commenting on Benson's work in the context of the kind of equipment that Benson was using. Non solo dobbiamo pensare prima di girare, ma bisogna anche riflettere sugli strumenti. Come diceva ieri il professor Felice Tiragallo, fa un certo effetto pensare alla tecnologia della quale disponeva Benson ai tempi in cui ha girato questo film. Contrary to this technology, we have to remember, as Professor Tiragallo reminded us, that you only had 20 to 24 seconds per shot. Then you had to rewind the camera. And you had a film reel of max 3 minutes. So you couldn't just press the button. Ovviamente, come di nuovo ci ha ricordato ieri il professor Tiragallo, noi nel girare con quella tecnologia abbiamo 20-24 secondi di ripresa prima di dover ripreparare la macchina, e quindi si può girare un totale per pezzi di 3 minuti. Non dobbiamo pensare alla tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, per cui si calca un tasto e si può andare avanti quanto si vuole. And one of the implications of this is that you had to carefully plan every shot. And therefore, as Benson did, you had to carefully plan several shots ahead to avoid, or at least try to avoid, what very often happened in those days, that the most important thing you wanted to film happened while you were rewinding the camera. Questa è anche una delle ragioni per cui bisogna pensare molto e bisogna programmare le scene che si vogliono girare in modo da evitare quello che succedeva molto spesso, cioè che proprio nel momento in cui era necessario ripristinare, riportare alla partenza la camera, si perdeva la scena più importante che si intendeva girare. Anyway, to talk about the film, not film, but films that you're going to see today, because we're going to see 2 films, they demonstrate that Benson clearly thought about his shots. And there's an amazing, what we call a shooting ratio in English, a low shooting ratio, because almost all the material is actually used, especially in the second film that we're going to see today, which was curated and edited by Eleonora Olianas, where it's incredible how much you can squeeze out of carefully planned shooting in the analog style. I film plurali, i 2 film che vedremo oggi sono la dimostrazione di quanto Benson pensasse e programmasse in anticipo, perché c'è una proporzione molto bassa fra il materiale girato e quello poi utilizzato in questa pellicola, per cui significa che Benson programmava con molta attenzione quali scene girare e non c'è quasi materiale d'avanzo. Questo lo vediamo in particolare nel secondo film curato da Eleonora Olianas. The main film of today, or the premiere of Islaunedas, I would like to just inform you about how I use that film. I use it together with another film made by Dante Olianas, the portrait film that many of you, I'm sure, know of Aurelio Porco. Vorrei parlarvi brevemente di come io uso questo film nei miei corsi, questo film che vedremo oggi, Islaunedas, in particolare in abbinamento con un altro film che è il film su Aurelio Porco. What I do is I show it to our first year students, most of whom are not Italian or Italian speaking, or indeed not Sardinian speaking. Lo mostro generalmente agli studenti del primo anno che non sono italiani, non parlano italiano e sicuramente non parlano il sardo. So apart from the film being a very good film, I use it for pedagogical reasons to show students that film is much more about non-verbal than verbal communication. Quindi a parte il fatto che questo, cioè al di là del fatto che questo sia un bel film, io lo uso con un intento pedagogico, che è quello di mostrare agli studenti del primo anno che c'è molto più in un film del parlato, quindi della lingua, del linguaggio. So in Aurelio, il maestro, there is quite a lot of talking, mainly by Aurelio himself, and it is subtitled in Italian. And my point is to ask the students after the screening, what do you think you did not get
because you didn't understand Italian or sardo? Soprattutto nel film di Aurelio ci sono i sottotitoli e sono in italiano. Io faccio questo di proposito, cioè non fornisco i sottotitoli in inglese, perché alla fine del film chiedo ai miei studenti cosa c'è nel film che non hai capito perché non capivi la lingua. So my point is that film is non-verbal and they get the main narrative or the main narratives of the film without knowing a word of Italian. Quindi il punto, ciò che intendo dire è che i film sono fatti anche di una parte non verbale e che gli studenti sono in grado di capire esattamente il significato di un film anche senza parlare la lingua. But of course I'm cheating a bit because this is a film about music, about Laonedas, and music is a language of its own. Ma senz'altro in un certo senso li sto un po' imbrogliando, sto un po' barando, perché questo è un film sulla musica e la musica, come sappiamo, è un linguaggio a sé. And that becomes very obvious in the film because there is a sequence in the film in which this very famous Indian tabla player comes to visit Aurelio and he speaks English all of a sudden, but students forget that he's speaking English because he and Aurelio speak music together. Aurelio doesn't understand a word of English. Nel film Aurelio, Aurelio il maestro. c'è una scena nella quale un musicista indiano, un percussionista indiano parla con Aurelio, col maestro, parla in inglese, quindi all'improvviso dopo tutta questa parte in sardo si sente parlare inglese, ma gli studenti quasi non lo notano perché il linguaggio prevalente è quello che viene parlato appunto tra i due musicisti, che è il linguaggio della musica. And so this film has proved to be one of the best films I can use to prove that film is very much about the non-verbal aspects of culture, including music. Quindi questo è uno dei migliori film che io posso usare nel mio corso per dimostrare che i film sono fatti di espressioni non verbali. And of course it's difficult for you in this auditorium to understand that these students, they don't speak Italian, they don't speak Sardinian, very few, if any, have ever been to Sardinia, and they've never heard of Laonedas before. Forse è difficile per voi immaginarlo, ma nessuno di questi studenti parla l'italiano, tantomeno il sardo, e soltanto in rarissimi casi hanno visitato la Sardegna e non avevano sicuramente mai visto una Laoneda prima di vedere il film. So they're absolutely seduced by the film and by the Laoneda playing of Aurelio Porco. So they come to me after the film and they comment, "Isn't there any other film about Laoneda playing?" And then I show Is Laonedas. Gli studenti sono incredibilmente affascinati dallo strumento, dalle Laonedas e da Aurelio Porco, quindi alla fine del film, al termine del film, solitamente vengono a chiedermi ma non c'è un altro film che parli di Laonedas? E allora quello è il momento in cui io mostro quest'altro film, Is Laonedas. That was it for me. Thank you and congratulations with the successful, I hope, I haven't seen it yet, production of the new version of the film. Grazie, congratulazioni per la nuova versione del film. Bravo Jan e brava Eva, grazie a tutti. Adesso c'è un intermezzo straordinario per molti aspetti. Dunque, Benson, durante il suo viaggio in Sardegna, ha scritto molte lettere alla mamma, scriveva spesso alla mamma, la informava di tutto. E ci ha lasciato un patrimonio autentico, importantissimo, perché dalle lettere di Benson alla mamma si capisce quale vita conducesse, quali fossero le difficoltà, quale fosse poi soprattutto il piacere, la gioia nello scoprire le cose di Sardegna. Bene, noi abbiamo fatto una selezione, Dante, col nostro aiuto, una selezione di queste lettere che adesso chiediamo a Tino Petilli di leggere. Allora, cosa c'è?
Non ti capisco. Petilli si è spostato un attimo, però arriverà, garantisco che arriverà. Intanto vi dico due cose. Va bene, allora ripeto, queste lettere sono lettere che raccontano molto, importanti per questo. Io ho piacere particolare, mi perdonerete questi riferimenti personali, piacere particolare a presentare Tino Petilli perché con lui ho condiviso molti anni di lavoro comune. Noi facevamo gli annunciatori a Radio Sardegna. Quando non c'era la televisione, parlo degli anni 60-70, che noi abbiamo i nostri anni. Allora, negli anni 60-70 la comunicazione, non quella dei giornali, l'altra, era tutta radiofonica, televisione non ce n'era. E quindi la radio, quella nazionale, ma anche quella locale, trasmetteva i notiziari, gli approfondimenti, insomma eravamo impegnati costantemente e Tino ed io, assieme a altri due cari amici, Mario Faticoni e Gianni Esposito, eravamo un po' il gruppo così, che aveva il lavoro, l'impegno costante. Succedevano anche cose strane, una ve la voglio raccontare, insomma. Noi eravamo sistemati in uno studiolo piccolo, di fronte c'era un vetro con il regista dall'altra parte e quando dovevamo leggere il notiziario, il Gazzettino della Sardegna, la redazione giornalistica ci passava i testi di questo notiziario, ma mica ci veniva consegnato, che so, un quarto d'ora prima, no, ci veniva portato a volte foglio a foglio, mentre leggevamo un foglio e non si sapeva che cosa c'era dopo, cosa ci sarebbe potuto essere. Va bene, arrivava il commesso dalla redazione e tieni. E quindi, insomma, eravamo costretti un po' a fare degli equilibrismi. I testi che ci venivano mandati erano battuti a macchina e battuti a macchina all'epoca c'erano correzioni, richiami, eccetera. E allora poteva capitare, come è capitato a Tino Petilli, di dire un giorno: politica regionale, si riunirà stasera a Cagliari il coniglio regionale. Voleva dire mancava una S, era consiglio regionale, però lui ha annunciato la riunione del coniglio regionale. Ecco. Però Tino, soprattutto, forse più di noi, aveva questa abilità di capire al volo, di leggere mandando gli occhi avanti e vedere già da prima gli eventuali strafalcioni, le correzioni, un'abilità incredibile. Allora, siccome questa abilità, malgrado gli anni, l'ha mantenuta, adesso io gli chiederò di leggere alcune di queste lettere di Benson e poi gli faccio anch'io uno scherzo, perché l'ultima lettera non te la do, Tino, perché ti devo dire una cosa, la leggerai in un modo particolare e tanto tu sei bravo ad improvvisare. Allora, se vuoi venire qui, intanto leggi queste lettere che Benson mandò alla mamma. Sono belle, sono importanti. Prego, Tino. Io aggiungo, se permettete, che Tino ha la carriera di annunciatore, di speaker, Radio Sardegna, ma anche la Radio Nazionale più volte, ha aggiunto una straordinaria carriera di attore. Adesso sarebbe troppo lungo, ma vi dico che è stato diretto da gente come Luigi Comencini e che ha avuto come compagni di lavoro Nino Manfredi e Vittorio Gassman, diretto da Meme Perlini, insomma l'elenco potrebbe continuare, un passato davvero importante. Tino è bravo. Allora Tino, io ti do, quante sono? 4 mi pare, dai, te la cavi bene, poi ti faccio lo scherzo però. 4. Prego. Sì. Volevo avvertire. Weasley, per cortesia, cambi la foto dello sfondo? Là. Vi annuncio
Questa foto è stata fatta a Martis nel 1952 a casa della famiglia Migaledu. Benson è il ragazzino sulla sinistra. E al centro c'è la nonna di Vittoria Migaledu, di Vincenzo Migaledu, e a destra c'è lo zio Gio Maria. 1952, l'unica foto che siamo riusciti a trovare. Prima di iniziare volevo ringraziare l'amico e collega di sempre Giovanni Sanna. Lo ringrazio molto per come mi ha presentato. Non lo merito forse, ma ne sono oltremodo felice. Martis, 23 luglio 1952. Cara mamma, puoi stare sicura che sono stato proprio fortunato a venire in Sardegna. Il primo giorno ho viaggiato per 128 chilometri attraverso la campagna fino ad una piccola città universitaria chiamata Sassari. Qui ho dormito all'aperto, un po' fuori dalla città, ed ho mangiato pane e qualche pomodoro. Il giorno dopo sono andato per altri 100 chilometri da Sassari ad un'altra città nel centro della Sardegna, chiamata Nuoro. Anche qui ho dormito all'aperto fuori dalla città con lo scampanellio delle pecore che pascolavano intorno a me, controllate dai pastori che suonavano il flauto. Al mattino sono andato giù verso un piccolo paese per vedere qualcosa di primitivo e ti posso assicurare che l'ho proprio visto. Ho chiacchierato con alcune persone che mi hanno invitato nella loro casa. Non c'era la corrente elettrica, né il gas e nemmeno l'acqua. Il pranzo, una zuppa fatta di patate, maccheroni e formaggio di capra. L'hanno cucinata su un trepiedi sul fuoco. L'intera casa consisteva di una sola stanza grande quanto il nostro tavolo da pranzo, e il tavolo era grande quanto un banco di scuola, 2 sedie e poggiapiedi per riposarsi. Per andare al paese vicino non c'era la strada, ma solo un sentiero, e loro mi hanno assicurato che non sarei stato in grado di trovarlo. Così sono tornato a Nuoro alle 12 in punto, con il sole più cocente che abbia mai visto. Da Nuoro, lo stesso pomeriggio, sono tornato a Sassari, dove ho vissuto gratuitamente in una casa dello studente. A Sassari ho incontrato molti studenti che erano straordinariamente gentili. Tra di loro anche un appassionato di archeologia che mi ha invitato a stare da lui. Mi trattano come un amico e noi dovremmo ospitare lui e il fratello quando vengono in Danimarca a settembre. Ma pensa a quanto sto imparando e alle esperienze che sto facendo qui. A parte tutto questo, entrambi sono persone molto colte. Cari saluti, Fridolin. Sedilo, 6 luglio 1953. Cara mamma, sono andato via da Martis un po' prima di quanto avessi preventivato, perché mi hanno detto che c'è una festa di 3 giorni in un piccolo paese chiamato Sedilo. Sono arrivato a Bantieri, ho passato la notte avvolto in una coperta, purtroppo non sarda, addossato al muro del cimitero. La zona è piena di banditi, che comunque sono superstiziosi e non osano avvicinarsi al cimitero di notte. Ieri sono stato invitato a casa di un contadino che ha 11 figli.
9 di loro, già grandi, vivono in casa. Se volessero, potrebbero guadagnare un sacco di soldi. Hanno 300 pecore, 2 cavalli e 6 asini e abbastanza terreni per mantenere il bestiame. Ma loro vivono alla maniera antica dei sardi. Quando vogliono carne, ammazzano una pecora. Il pane e il vino se lo fanno da sé. E cosa vuoi di più? Siccome la loro mamma è morta e non ci sono figlie femmine, vendono la lana e le pecore e si fanno i soldi per comprare tabacco e birra. Sono tutti felici ed allegri, una famiglia solida. Mi piace la vita dura dei pastori. Mangio la carne di montone e il formaggio fatto in casa dallo stesso piatto dove mangiano anche gli altri. E la notte scendo in paese a farmi una birretta e vedere i balli tradizionali sardi. Fridolin. Barumini, 18 luglio 1953. Cara mamma, al momento sto girando con la troupe di un circo. Andiamo da una festa all'altra. Qualche volta lavoro come clown con un buon successo, grazie al mio accento. Tutti gli artisti sono molto gentili e mangio sempre con loro. Al momento ci sosteniamo di carne di cinghiale perché uno dei cinghiali del circo si è buttato dal camion durante il viaggio dall'altro paese a questo. Quando viaggiamo io dormo nello stesso vagone dell'elefante. Mi sto divertendo un mondo, persino pettino l'orso, lavo l'elefante, nutro le scimmie e tutti i giorni cavalco fino al fiume per abbeverare i cavalli. Molto probabilmente spedirò un pacco in Danimarca che però non deve essere aperto prima del mio arrivo. Viaggerò ancora un po' con il circo e poi tornerò su, nella zona dei banditi. Secondo le informazioni della polizia, ci sono 480 banditi, ma loro non fanno del male ad un povero straniero. Ti voglio bene. Fridolin. Adesso avevo promesso di fargli uno scherzo, glielo faccio. Dunque, è una cosa breve, una cosa breve. C'è un'altra lettera piccola che Tino non ha visto, assolutamente. E io vorrei fare una cosa. Tra l'altro è un esperimento che da 3.000 anni non si fa in Italia, lo facciamo adesso. Si chiama sticomitia. La sticomitia presso i poeti greci consisteva in una sorta di gara di bravura che vedeva impegnati 2 poeti, i quali leggevano il testo poetico alternandosi una riga per uno. Per loro era una prova di bravura e facevano a gara a chi poteva dimostrarsi più bravo. In questo caso prova di bravura non ce n'è, ha già vinto lui, però lui questo non lo sa. Io adesso gli propongo di leggere, di fare assieme a me questa prova di sticomitia, va bene? Lui leggerà, io glieli ho segnati qui, non li hai visti, non li conosci, no. È come ai tempi del Gazzettino, arriva. Ecco, vabbè, allora guarda, qui c'è questa graffetta con scritto T, questa è roba tua, invece questi piccolini qui è roba mia, va bene? Questi sì. Sì, allora. Ti prendi quello? Sì, perché... No, va bene, d'accordo. No, ce la faccio. Dai.
Sono adesso arrivato nella parte più selvaggia della Sardegna, la Barbagia. Cammino da un paese all'altro e sono sempre invitato a dormire sotto un tetto dalla gente del posto. E no, vorrei ripetere, scusatemi, ma sono di sbiego e con la paura di non raggiungere il microfono. No, dai, hai ragione. Dai, Tino, coraggio. Giovanneo. Coraggio, dai. Come i bei tempi, dai, Sì, Tino. magari così. Sì. Sì, prendi. Sono adesso arrivato nella parte più selvaggia della Sardegna, la Barbagia. Cammino da un paese all'altro e sono sempre invitato a dormire sotto un tetto dalla gente del posto e quindi non spendo neanche un soldo. Ho racimolato diverse cose, soprattutto manufatti di artigianato in lana, fatti dai pastori, e anche un corsetto che si usa sopra il costume nazionale. Mi hanno invitato ad andare a fare la transumanza delle pecore sulle montagne ed io ho accettato l'invito. Si parte fra 2 giorni e dura una settimana. È molto probabile che questa cartolina sia l'ultima che riceverai in Danimarca. Nel frattempo tu continua a scrivermi a Sassari, fermo posta. Quando arriverò in un paese ti invierò una lettera a Lugano, così saprai che non mi è successo niente. Ti voglio bene, mamma, e ti auguro buona fortuna con il gruppo dei turisti che stai per accompagnare. Ti abbraccio forte. Fridolin. Vai su. Adesso c'è un intervento importante perché dobbiamo vedere un filmato. È la volta di Eleonora Olianas, il cognome dice tutto. Eleonora Olianas è un'antropologa, ha studiato antropologia all'Università di Aix-en-Provence, e ha lavorato con antropologi di Marsiglia. On devrait parler français avec vous, Oui, madame? si tu veux. Non, on peut parler sardo aussi, ça va? Sardo, sì. Ça va. Allora, lei è tra l'altro la regista di un corto, Sa Serenata Cravarissa, girato da Benson nel 1962 e poi rielaborato in forma di video appunto da Eleonora. Vuoi dire altro? Beh, aggiungo qualcosa. Grazie Giovanni per questa presentazione. Buonasera a tutti, grazie di essere qui oggi, ci fa molto piacere e soprattutto grazie a Scandola di avermi reso partecipe di questo nuovo progetto. Questa iniziativa è nata l'anno scorso, quando con Iscandola si è deciso di restaurare le pellicole del Benson e di renderle in una qualità molto più alta. Con le nuove tecnologie infatti è stato possibile arrivare alla qualità 4K che, come vedrete più tardi, renderà le immagini molto più con un sacco più di dettagli. Durante questa iniziativa, durante il visionaggio dei rulli, ci siamo resi conto che quelle che furono le scene che Fiorenzo decise di tralasciare perché erano piccoli frammenti, dovevano essere in qualche modo conservate. E queste scene sono quelle che abbiamo usato per fare la Serenata Cravarissa. Sono delle scene, sono dei frammenti di una serenata che Benson aveva filmato nel 1962 a Cabras. La serenata abbiamo scelto di fare questo documento perché la serenata accompagnata dalle Leoneddas non è mai stata filmata e questo è l'unico documento che ci dimostra dell'esistenza, che ci testimonia di questa esistenza. A Cabras la serenata era un'istituzione, una vera e propria istituzione sociale
insieme ai balli, ai momenti di festa, ai balli era l'unico momento in cui si poteva dimostrare il legame amoroso tra due persone. E infatti è l'ufficializzazione e resa pubblica di un legame amoroso. Nel film vedremo Giovanni Lai, un suonatore di Launeddas fedele informatore del Benson, accompagnato dal cantante Salvatore Murtas, detto anche Patata. Quali furono le difficoltà quest'anno? Quest'anno le difficoltà che abbiamo riscontrato è la sincronizzazione, ovvero, come vi renderete conto, come fu già il problema all'epoca di Isla Launeddas, la musica dei sardi, il sonoro non corrisponde con i filmati. Infatti il sonoro è stato registrato separatamente dai filmati. Ed è questa una difficoltà che si è ripresentata quest'anno con questa nuova iniziativa. Quindi Benson, sentirete la voce di Benson che presenta Giovanni Lai alle Launeddas, che presenta Salvatore Murtas alle Launeddas, quando in realtà è Giovanni Lai che suona le Launeddas nel filmato. E questa difficoltà l'abbiamo riscontrata anche nel momento di sincronizzare quindi il suono con il labiale del cantante, perché non è lo stesso audio che è stato fatto mentre si stava filmando. Quindi, per concludere, quello che esce fuori da questo lavoro ancora una volta è l'approccio antropologico di Benson, che è particolare nel suo genere, perché nonostante sentiamo la sua presenza dagli sguardi delle persone, vedrete durante il film che molte persone si girano a guardarlo con stupore, con nervosismo, con varie reazioni che vedrete, che osserverete. Nonostante questo, Benson è riuscito a creare una vera e propria fiction e a montare un film dove tutti gli attori eseguono le loro parti e creano una vera e propria rappresentazione sociale che stava andando a scomparire. Quindi vi lascio a queste due piccole proiezioni. Sono ovviamente, soprattutto anche la serenata, non aspettatevi chissà che cosa, sono un paio di minuti, però sono l'unica cosa che ci rimane adesso di quella che era una serenata a Cabras, accompagnata dalle Launeddas. Grazie. Allora, Dante, chi deve pensare alla proiezione del film? Allora, vorrei dire una cosa prima di vedere il filmato, una cosa breve. Mi sembra una curiosità, insomma, che racconto volentieri. Saserenata Cravarissa. Io non so quanti di voi sappiano cosa significa Cravarissa. Cravarissa è ragazza di Cabras. E Sagravarissa, nella storia di Benson, nel panorama di testimonianze arcaiche, antiche, testimonianze di lavoro, di presenza umana, di fatica, Sagravarissa e di sentimenti anche, ha un posto fondamentale. Perché? La leggenda narra che un pastore di Austis, un giorno lontano, alla vigilia dell'inverno, con il suo gregge si sia recato a svernare, come facevano e fanno ancora i pastori. Quelli che scendevano dalle montagne andavano nei luoghi più accoglienti, in genere vicino al mare, comunque in pianura, e quindi portavano le greggi a svernare. Questo pastore di Austis andò a Cabras e Cabras ha una fama tra le altre straordinarie. Pare che ci siano le ragazze e le donne più belle della Sardegna. Enrico Costa, grande scrittore sassarese, ha scritto un libro molto bello, La Bella di Cabras, tanto per dire. Quindi è una leggenda confermata anche. Bene, questo pastore arriva a Cabras e incontra una ragazza, una Gravarissa.
se ne innamora perché è bella, è gentile, è sorridente, e alla ragazza capita altrettanto. I due si scambiano promessa d'amore e di matrimonio. Il pastore dice: ehi, enigumia, nos maritamos, e la ragazza ci crede. Però passa poi il tempo, il pastore ritorna da Ustis e non si fa più vedere. La ragazza è sofferente perché aveva pensato a questa vita con questo bel ragazzo, e allora decide di andare ad Austis per incontrare il suo innamorato. Arriva ad Austis e ha un'amarissima sorpresa: il pastore non pensa a lei, è sposato e ha dei figli. E allora Sagra Varissa, delusa, torna indietro, decide di tornare al suo paese e attraversa a piedi i monti. Arrivata in cima, decide di dare un ultimo sguardo a quello che poteva essere il luogo della sua felicità, di una nuova famiglia, e dà uno sguardo verso il paese, verso la valle, e per il dolore però resta impietrita. Quella pietra di una donna in costume, vestita con i costumi di Cabras, che si ferma all'alto del monte per guardare questo paese, il luogo della sua felicità mancata, quella pietra c'è ancora adesso. E Benson l'ha filmata e l'ha documentata. Io non so se voi riuscite a vederla. È difficile. È una donna in costume di pietra, vero, di pietra. È una cosa straordinaria. Io ve la do se volete passarvela, così la vedete da vicino, ma non voglio con questo bastare la visione del film. No, dobbiamo annunciare, tu puoi passare quello, io intanto annuncio perché ci stanno seguendo in Facebook e lo faccio in italiano per tutti. Allora, siccome la qualità del film che passerebbe su Facebook ripresa dalle camere sarebbe molto bassa, e pertanto vi comunichiamo a quelli che ci stanno seguendo su Facebook che noi adesso chiudiamo il collegamento. Da qui finisce l'evento su Facebook, il film ce lo vediamo qui, avrete occasione di invitarci o di vederlo da qualche altra parte, però se non avete mai visto il film di Benson, sempre nel sito di Scandula, www.launeddas.it, avete la possibilità di vedere la vecchia versione del film che è completamente identica a questa, in una qualità che in internet sarebbe più o meno la stessa comunque. Non vedrete la serenata a Crabarissa e avremo qualche altra opportunità, qualche altra volta per vederlo. Quindi a questo punto avverto Weasley per lanciare la proiezione. Angelo, se spegni tutte le luci in sala, siamo a posto. Grazie mille, buona visione.